Festeggiata oggi Santa Barbara con un giorno di anticipo da parte della Capitaneria di Porto Empedocle, con una Santa Messa celebrata presso la Chiesa Madre, presenti anche i rappresentanti delle altre forze armate. Santa Barbara è una ragazza semplice e umile a cui piaceva studiare e imparare, una giovane vissuta secoli fa a cui volevano proibire di convertirsi al cristianesimo. Coraggiosa e determinata, Barbara continuò a dare ascolto alla sua fede e, forte dei suoi sentimenti, volle il sacramento del battesimo. Ripudiò più volte la religione pagana impostatole dal padre, abbracciando anche in punto di morte la fede cristiana. Per la sua storia e la sua tradizione è la protettrice dei lavoratori che hanno a che fare con il fuoco e le armi da fuoco in generale. È questo motivo per cui nel linguaggio comune il termine Santa Barbara sulle navi indica depositi di munizione dove oggi, come di consueto, la tradizione vuole che venga posta una rosa rossa vicino all'immagine della Santa Messa. Santa Barbara, la patrona sì, della Marina Militare, quindi noi come Capitaneria di Porto, come Corpo della Marina Militare, abbiamo un messaggio comune. Il messaggio di Santa Barbara è quello della coerenza, della fede in ideali forti, in ideali concreti, al di là di tutti quelli che possono essere gli schemi e le restrizioni e i cliché che possono essere intorno a noi, e quindi la forza di volontà da seguire come esempio indirizzata al perseguimento del bene e del giusto. Questo è sicuramente il messaggio di fondo che ci trasmette Santa Barbara e che tutti noi abbiamo il desiderio e il dovere di seguire. Quindi la celebrazione eucaristica e l'omelia a cura di Don Salvatore Falzone, cappellano militare, che ha elogiato la figura della patrona e l'attività dei marinai che si spendono per il salvataggio anche dei migranti. Se vedete, il sacerdote è vestito di rosso, perché? Il rosso richiama due cose: il fuoco e il martirio, l'amore, la donazione. Barbara si è donata per gli altri, è stata uccisa in odio alla fede e ha dato una testimonianza. Sapete, martire, ecco, ha la sua radice che significa testimonianza. Testimonianza di che cosa? Testimonianza di essere cristiana, testimonianza di essere fedele al proprio Signore. Quindi questo donarsi è come ogni giorno voi, carissimi marinai, vi donate per gli altri, e soprattutto qua in Sicilia, Porto Empedocle, Lampedusa, da cui dipende, ecco, Lampedusa dipende anche da Porto Empedocle, il donarsi ogni giorno. Io ho avuto modo di attraversare con il gommone speciale da Lampedusa a Linosa perché c'era maltempo, la nave non attraccava. Ho visto i marinai che erano tranquilli, sereni, veramente sono andati, eravamo 20 persone lì sopra, eppure a rischio, onde alte, a rischio, ecco, di perdere la vita, ecco, ci hanno aiutato e accompagnato a Linosa. Io per andare a trovare i carabinieri e gli altri cittadini che dovevano fare il capodanno lì, ecco, e vedevo questi marinai che si sono dati, ecco, veramente con dedizione e con cuore. Ecco, voglio sottolineare questo, anche voi, ecco, date testimonianza, e soprattutto quando salvate questi immigrati poverini, no, che arrivano, ecco, così, veramente, andando anche contro quella che è la natura a volte del pericolo, no, che incombe quando ci sono situazioni di disagio, mare mosso, ecco, voi vi donate. Ecco, a volte la vostra azione, che è silente, non viene neanche riconosciuta, dico, dall'alto, diciamo Roma, io dico, quando dico alto Roma, ma il Signore vi ricompensa.